Salve a tutti. E dopo aver ripreso il plenum dal basso e la discesa feriale, adesso siamo sul campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta, appunto di Chioggia. Abbiamo 6 campane in scala dorica di Re 3 calante di diverse epoche e fusioni. La grande è del 1878 di De Poli Vittorio Veneto. Ci intocchiamo un po'. Questa è la mezzana, Mi3 calante, ed è di Canciani Veneti 1828. Vedete qui il marchio. È un Mi3 calante, adesso sentiamo. Bene, speriamo che non suoni un'altra suonata improvvisata. Questa è la terza, fa 3 calante ed è dello stesso anno, dello stesso fonditore della mezzana, Canciani Veneti 1828. Montato un po' storto sto battaglio. Beh, i castelli in legno mantenuto bene. Questa è la quarta, Canciani Veneti, ma 4 anni prima, 1824, e non solo 3 calanti. La quinta, chiamata anche Francesca, è Canzoni e Baso di Venezia del 1845, la 3 calante, scusate c'è il controsole. Questa è la piccola, è la più recente di De Poli Vittorio Veneto 2008, non si 3 calante. Vediamo un po' di panorami. Questa è la chiesa di San Francesco, questa qui è San Giacomo, e qua ci sono i Filippini. Questa è San Domenico, questa qui è il municipio, ha 2 campane antiche, la più grande per le ore e l'altra per i quarti. Sant'Andrea, Canciani Veneti 1901 stavolta. Qui c'è Pellestrina e questo è il Duomo di Ognissanti. Dietro c'è Malamocco, Poveglia, insomma Venezia anche qua. Questa sarà, non ricordo, sono chiese poco lontane. Sant'Antonio di Pellestrina, e devo fare uno zoom bello sostenuto. Qua dietro c'è Marghera e robe varie. Speriamo che non partano di nuovo vivamente. Cioè, spero. Sono le 54, non penso suonino ancora. Questa è San Martino, chiesa, ex chiesa, diciamo così, San Martino di Chioggia. Questo è il tetto della cattedrale. Qui ci sono altre chiese nel centro storico di Chioggia. C'è un po' di vento, lo so. Questa è Sottomarina, una ex frazione adesso diventata quartiere di Chioggia. Questa è la chiesa di San Martino, ha 3 campane più sonello. Speriamo, perché allora qua
c'è insomma l'altra parte di Chioggia, c'è Brondolo e insomma le frazioni Cavanella d'Adige, Sant'Anna eccetera, anche località. Qui si potrebbe anche intravedere Cavarzere, però è un po' troppo lontano, c'è anche la Foschia. Comunque si potrebbe vedere anche il campanile. Allora, qua c'è anche l'altra parte di insomma c'è anche l'altro territorio della laguna di Venezia, e qui c'è insomma ci sono varie zone limitrofe. Infatti qui vediamo l'anno diffusione della mezza e della grande. Fu di nuovo diffusa nel 1878, quindi non è la prima campana fusa, diciamo sì è la più grande, però non è stata fusa la prima volta. Adesso dalla cella ascolteremo due sonate improvvisate che non ci aspettavamo suonassero in orario. Alle 18:27 suonerà il plenum, più lungo rispetto alla durata, di solito dura 1 minuto e 15, e sentiremo anche la distesa delle 4 campane minori, sempre tutto improvvisato, quindi adesso vi saluto dal campanile della cattedrale. A presto e buona visione.